Benvenuti amici nella terra dei nuraghes, un nuovo appuntamento, un nuovo viaggio. Sono qui a Cossuine, nell'agro di Cossuine, verso il Monte Traessu, almeno mi sembra, mi pare. Sono all'interno della meravigliosa chiesa romanica di Santa Maria in Scalas. Adesso andremo a vederla. Questo è un piccolo percorso, poi non so dove andrò, per cui seguitemi. Probabilmente andrò anche in paese, vedrò qualcosina di interessante. È un luogo di cultura a Cossuine. C'è anche un aspetto nuragico da mostrarvi e chissà, magari andrò a fare due passi. Intanto, adesso andiamo a vedere questa esperienza romanica di architettura e spiritualità qui a Cossuine, dove si fa almeno l'8 settembre la festa più grande, quella per le Marie, ma è un luogo davvero frequentato, molto sentito dai cossuinesi e io stesso, insomma, ci sono stato diverse volte, anche per le Marie, e quindi ve lo voglio un po' mostrare, benché la chiesa sia chiusa, ma non è un problema, perché voi potete tranquillamente venire a visitarla, chiamate anche in paese, oppure nelle manifestazioni legate, insomma, alla chiesa o qualcosa di particolarmente importante dal punto di vista culturale quando si farà. Quindi informatevi, interagite col comune e lì, insomma, vi sapranno dire diverse cose. Soprattutto all'interno ci sono degli affreschi interessanti di un battesimo di Nostro Signore, quindi di San Giovanni Battista che battezza il Nostro Signore, e andate a vedere. Ricordatevi sempre di verificare se un luogo è fruibile. Questo è fruibile, il cancello è aperto, rispettate i luoghi, non lasciate immondizie, non toccate nulla, perché qui c'è solo, non toccate nulla nel senso non portate via qualcosa, insomma, non fate i vandali, non siete vandali, siete amanti della cultura, io lo so, per cui venite qui, godetevi anche con le vostre famiglie e anche con la vostra amata, venite qui, o col vostro amato se siete donne, insomma, venite qui e godete di questo prezioso gioiello romanico qui a Cossuine, ben indicato, la strada è facilmente percorribile, sulla strada ci sono anche i nuraghi di Corruoe e di Aidu e anche la tomba di giganti, per cui non mancate di visitare questo luogo. Adesso andiamo, vi porto a fare un giro. Il drone ha già volato. Ecco, vedete dove è incastonato questo luogo? Già camaldolese, già quindi monastico, stiamo parlando del basso medioevo, per così dire, stiamo parlando intorno all'anno 1000, per così dire. Non voglio dare tante informazioni che potrebbero anche non essere così esatte, perché vi ricordo questo non è un format così scientifico, ma giusto per introdurvi a quello che è un viaggio in compagnia di uno scrittore che fa un viaggio e vi porta senza troppi tecnicismi a conoscere i luoghi, a vedere se sono fruibili, se sono, come dire, portatori sani di viaggio. Questo è uno dei luoghi. Vedete già la struttura molto molto particolare, che ricorda anche una croce greca, ricorda, insomma, poi ovviamente nei secoli è stata rimodulata e rimodificata, ma vedete questa tipica costruzione anche a mattoncini, se vogliamo, la vediamo molto anche nelle Marche, nell'Umbria, vediamo molto anche sempre in questo ambito romanico. Questa è pietra locale, siamo appunto su un grande tavolato di roccia comunque calcarea, comunque di una roccia sedimentaria. Qui ci sono due ingressi, ecco che adesso andiamo su questo che è, diciamo, quello principale, diciamo, che porta poi ovviamente alla cappella di Nostra Signora, e poi vedete qualcosina, diciamo così, un po' all'interno, non si vede molto, mi ci vedo più io, e poi c'è l'altro che è questo, dove c'è appunto anche quell'aspetto di quell'affresco che vi dicevo prima e che si trova esattamente in quel punto lì, e lo vediamo praticamente su questo, quindi una sorta di battistero, se così possiamo appunto dire. Vedete quanto è interessante. Adesso facciamo un giro da questa parte, abbiamo già visto la messa dell'altare qua fuori, e vedete l'abside piccolina, anche questa molto tipica romanica. Guardate quanto è carina, quanto è interessante. Guardate anche il luogo, molto molto curato, insomma, qui ci tengono, qui è un luogo davvero da vedere, da vivere. Vedete, guardate la struttura della chiesa piccolina,
ma chissà, in antico magari c'era anche qualche altra struttura, o forse c'erano semplicemente un paio di monaci, o forse non era abitata, ma era, come dire, frequentata solo nei momenti in cui era necessario frequentarla, un po' come abbiamo visto anche in altri ambiti e in altri momenti culturali che vi ho dedicato. Se vi ricordate anche Mamma Sardigna, dove abbiamo parlato della grangia cistercense di Silanus, per cui quindi alcune di quelle chiese non è che fossero propriamente abitate da monaci, però almeno insomma di tanto in tanto erano, come dire, portate avanti anche dal culto magari dei monaci, o magari c'era un sacerdote locale. Vedete quanto è interessante la zona. Ora guardiamo un attimino il panorama su dove si affaccia, appunto. Ecco, in lontananza si vede Cossuine, vedete, già delle pecore al pascolo, ed è un luogo straordinario. E siamo su una montagna praticamente, siamo già nelle parti in cui sorge Monte Traessu. Ricordiamo, siamo nel Meilogu, un luogo caratterizzato da molti antichi vulcani, un luogo caratterizzato da tanti nuraghi, un luogo dove la vitalità umana è rimasta nei secoli e si è protratta nei secoli fino ai nostri giorni, e Cossuine era appunto parte di questo momento. Ora giriamo la telecamera e vediamo di chiudere qui un attimino in questo bellissimo scorcio con la chiesa, questo momento culturale. Io continuerò adesso a camminare, a viaggiare, anzi, vediamo, magari andiamo a vedere qualche nuraghe e poi andiamo in paese. Intanto vi ricordo, questo è il luogo da visitare. Andiamo. Ecco, mi sta avvicinando al complesso nuragico che, sebbene voi vediate, vi sembra di vedere poco, ma in realtà è un complesso molto interessante. È stato parzialmente scavato, e anche per questo vi rimando, insomma, c'è una interessante bibliografia, è stato scritto anche abbastanza su questo. Veramente un luogo molto molto interessante. Adesso vi porto dall'altra parte e andiamo a vedere come, diciamo così, quello che dovrebbe riguardare il bastione principale. Guardate che bel posto comunque. Sentite anche, probabilmente, è una poiana. Vedete, qui c'è, cioè sei a contatto con la natura, sei a contatto col territorio, sentite? Eccola, eccola, forse siamo riusciti a vederla un po', eccola, vedete? E in questo breve spazio, diciamo così. E vedete, insomma, qua il luogo è davvero interessante, davvero bello. Ecco, forse devo fare un altro passo da questa. In questi punti non è che sia così agevole, agibile per tutti, però con un po' di pazienza e soprattutto, vi ricordo, con un sacco di attenzione, riuscite a godervi di questo, di questi luoghi. Vedete, adesso io cercherò di passare da questa parte. Eccoci. Sì, non è molto agevole per tanti, ma è giusto per farvi vedere e portarvi a quello che è ancora, insomma, l'ingresso al bastione. Eccoci qua, vedete, qui siamo davanti a un complesso nuragico di grande interesse che, se portato del tutto alla luce, darà certamente il suo apporto culturale, la sua impronta storica alla cultura dell'antica Sardegna, la cultura nuragica. Vedete, questo dovrebbe essere l'ingresso al bastione. Poi ovviamente vedete com'è molto interessante, davvero interessante, davvero interessante. Ora io ovviamente non proverò a passare da un punto per non dare un esempio anche sbagliato a molti di voi che guardano magari da casa, quindi fate attenzione, ve lo ripeto, quando andate nei luoghi così scoperti, diciamo, se non siete esperti, davvero non provate a mettere i piedi dove potreste farvi del male.
Ecco, vedete, qui ci sono ancora dei resti comunque di crolli e io credo che si possa tranquillamente dire, ma non sarò l'unico, che questo è uno dei complessi nuragici più interessanti della zona e che merita certamente una maggiore fruibilità e quindi uno scavo del tutto importante, che possa riportare un gioiello del genere alla comunità, a tutti noi. Adesso proviamo ad andare a vedere la tomba dei giganti di Aidu, che è a pochi metri ed è proprio in quella direzione. Andiamo, vedete, andiamo sul sentiero. Qui sono anche ben indicati anche i cartelli, quindi insomma per alcune indicazioni di base che vi possono portare a capire meglio. Vedete la tomba visibilissima, fruibile, una tomba particolare. Molta di questa spiegazione la trovate anche su questa tomba, anche nella puntata, appunto vi ripeto, di Mama Sardigna. Ma guardate che interesse architettonico mostra questa tomba di giganti, davvero interessante. Ricordiamo, le tombe di giganti sono tombe collettive del periodo nuragico, una continuità anche probabilmente delle altre tipologie di tombe. Ricordiamo anche quelle prenuragiche, le cosiddette Domus de Janas o Domus de Salfadas, come si dice anche dalle parti, insomma anche da queste parti. E guardate quanto è grande, quanto è sviluppata in ampiezza. E ora proviamo ad andare nella parte sommitale per renderci conto anche del corpo tombale, appunto per come è sistemato. Vedete, questo è il corpo tombale che si può vedere dall'alto, vedete, e questa è la dimostrazione di quanto i nostri antenati erano davvero mastros de pedra, maestri della pietra, e di quanto tenessero a dare il loro porto all'eternità, al senso dell'eternità, al senso della continuità della vita nell'oltretomba, con questi monumenti per coloro appunto che oltrepassavano questa vita. Guardate quanto è lungo il corpo tombale, guardate quanto è interessante tutto questo, guardate la maestria. Questi erano personaggi di tutto rispetto, che avevano veramente la conoscenza del luogo, del territorio, delle materie prime, e quindi riuscivano a edificare monumenti del genere, sia di ambito civile che poi anche di ambito sacro, come in questo caso. Ritorniamo solo un secondo su questo monumento, così chiuderò qua questo momento di Aidu. E adesso infatti girerò la videocamera. Come avete visto, questi sono monumenti molto importanti, molto interessanti qui a Cossuine, fruibilissimi, uso proprio questo termine, fruibilissimi, che vi danno la possibilità di affacciarvi a una finestra culturale, un momento culturale importante, quello del nuragico, in un luogo davvero di tutto rispetto, di tutto punto. Per cui venite anche a Cossuine, visitate e cercate di capire meglio qual è anche il vostro rapporto con la cultura, perché la cultura vi rende davvero liberi, vi rende davvero, come dire, più aperti, vi dà la possibilità di approssimarvi meglio alle intenzioni anche del cuore, oltre che della mente, e io oserei dire anche dell'anima. Quindi il vostro corpo è tutto legato ad un momento di meditazione, posso dire in questo senso, che vi riporta al passato, in questo caso nella storia dei nostri antenati, ma anche a quello che è la sensibilizzazione di ciò che il patrimonio culturale deve essere, come dire, legato anche a voi stessi, a noi stessi, a tutti noi, sia che siamo operatori di settore come me, oppure voi che siete semplicemente magari appassionati. Insieme possiamo dare alla cultura quella marcia in più che ci permette di essere più vivi ed essere più anche felici. L'essere felice passa anche dalla cultura. Da Cossuine per il momento è tutto, farò solo una brevissima visita con Ruò e non parlerò e magari metterò qualche immagine.